Gianni Morandi per una serata speciale al centro commerciale Le Vigne di Castrofilippo. Si può dare di più perché dentro di noi, bravo, si può usare di più senza essere eroi. Come fare non so, non lo sai neanche tu. Ma tu sei un cantante vero? Grande. Con il cantante, sabato pomeriggio, anche il giovane attore Daniele Rampello, di origini agrigentine, che con Morandi ha lavorato nella produzione L'Isola di Pietro, girata in Sardegna e trasmessa dalla RAI. Gianni Morandi ha firmato decine di copie del suo nuovo CD, dimostrando una grande disponibilità nel rilasciare autografi e farsi fotografare con i fan. Il centro Le Vigne si conferma come punto di riferimento per grandi eventi che si svolgono con un servizio d'ordine impeccabile, coordinato dal direttore Calogero Sanfilippo. Direttore, un altro importante appuntamento alle Vigne, ospite d'eccezione Gianni Morandi. Sì, oggi abbiamo l'onore e l'orgoglio di ospitare un personaggio simile che, voglio dire, rappresenta veramente la storia della musica italiana, quindi associare un po' il nostro nome, il nome di questa struttura a un personaggio di questo tipo ovviamente ci riempie di orgoglio e ci fa piacere dare la possibilità a tutta la nostra clientela, come facciamo spessissimo attraverso i nostri eventi, di incontrare, diciamo, i loro beniamini e in questo caso un personaggio veramente straordinario. Il centro è un riscatto per il territorio, Castrofilippo. Ma il centro è un contenitore di servizi, di opportunità e di servizi. È chiaro che oggi ci sono delle difficoltà in generale perché viviamo in un territorio molto difficile, però è chiaro che la nostra volontà è quella di migliorarci sempre, quindi anche nei prossimi anni ci sarà l'impegno a fare questo.